In questo nuovo video sono Angelica Way. Oggi faremo un video su una modalità di Roblox, ovvero questa, che dovremmo eliminare. Vedete questi unicorni, come li posso chiamare rosa, queste pignatte, ecco, le dovremmo eliminare con la mazza ed è molto carino secondo me. Ragazzi, iscrivetevi perché stiamo diventando una famiglia veramente grande. Quindi iniziamo. Allora si fa così, guardate, si dà colpi ad ognuno di loro. In questo caso io sto distruggendo loro, e quando distruggi questa pignatta, vedete, è molto carino secondo me, perché quando distruggi la pignatta ti danno le caramelle. Avete presente quando si distruggono le pignate? E ci trovate le caramelle, è proprio questo. In realtà certe volte si trovano pure sorpresine. Oh, prendiamo questo, questo e questo. Allora io direi di andare dallo shop, perché io ho pochissimo, ho pochissimi soldi. Quanto costa? Quanto costa? Non so quanto costa, vabbè. Che cosa si compra? Si compra l'arma? Vediamo. No, ragazzi, no. Io quanti ne ho di Kindy? Non ne ho 1000, quindi ancora ce ne vuole. Ragazzi, mi raccomando, dite se questo video vi piace e se volete il continuo di questa mappa, perché non la finirò oggi. So che non è troppo carina, però è una mappa, diciamo, carinissima per me. Visto che è una gioia, sì, ma è soltanto distruggere una pignatta, ma è noioso. Ma in realtà questa cosa ha un senso. Soltanto io non ho senso. Quindi oggi vi chiamerò dolci unicorni o dolci cavallini, perché qua ci sono tanti cavallini. Ragazzi, mi raccomando, per favore, for me, iscrivetevi. Ma che cosa ha fatto? Me l'ha distrutto. Andiamo verso di là. Ma ancora, ragazzi, io ne ho 610. E diciamo che non ho troppe cose. Cioè 610 non è troppo, non immaginatevi che sia troppo. Benissimo. E andiamo a 62, vai. Ragazzi, ditemi se devo fare altri video su questa cosa, se volete appunto il contenuto. Ragazzi, ma per la canzone che vi avevo chiesto non stanno arrivando troppe note, Dovete scrivere delle note. Perché sì, io ho messo delle parole, ma voi potete continuarla questa canzone. Allora, qua ci sono boss più grandi, ma di pochettino, Questa mappa è un pochettino noiosa, Buonissimi, ragazzi. Buono. Dai. Ecco che cosa bisogna fare. Ah, ma bisogna distruggere il boss? Eh sì, ragazzi, sì. Bisogna assolutamente distruggere quel coso, quel boss. Allora, ragazzi, già è finito. Già è finito il boss. Ma non l'abbiamo trovato? No. Questi hanno 13 però. Che cosa c'è qua? No, niente. Ragazzi, ma io vi chiedo, per favore, iscrivetevi.
So che voi volete video un pochino più belli, ma purtroppo per ora non posso far niente perché siamo rinchiusi a casa, come sapete, e quindi non si può fare niente. Iscrivetevi perché voi iscritti, come ho detto 1000 volte nel mio canale, lo ripeto ancora, farò l'intervista doppia. Ragazzi, scrivetemi come lo deve fare con quella grande e con quella piccola l'intervista. Andiamo là. Che bel petto! Ma qua c'è... Trade lo vorrei fare con... C'è però... Non ho capito, te inventori... Lui... E non c'è niente. No, trade no. Non facciamo trade. Ma perché il mio personaggio dà colpi al terreno? Allora, questo significa spade. E vanno bene pure le spade anche perché mi servono. E noi quale possiamo prendere? C'è questa da 5.000, però mi piace più di questa. Da 1.000. Dai, ci posso fare un pezzettino però. Aspetta, go. Potrebbe capitarmi qualunque cos'è. E fa 6 però una spada di legno. Vabbè. Questo faceva 1 però. Ok, questa è più buona, dai. Diciamo che rispetto a quella è più buona. Comunque ragazzi, mi raccomando, come vi ho detto, iscrivetevi. Domani farò un video con una youtuber un po' più famosa di me, 14 iscritti, ovvero Gacha Killer. È più famosa perché lei appunto è più brava di me a registrare video, a farli. Killer. Iscrivetevi al suo canale su Gacha Life. Io vorrei arrivare, ve lo giuro, che è il traguardo che spero non di realizzare ora, ma da tipo un anno, 1.000.000 di iscritti. Spero che tra un anno avrò 1.000.000 o 200.000, va bene lo stesso, Spero soltanto questo. Però non chiediamo troppo nella vita. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi. Fa tanto, dai. Fa tanto, Go. Fa tanto. Fa tantissimo, purtroppo. Fa troppissimo, ragazzi. Questa spada è buona, però. Dai. È buona, dai, questa spada. Però fa da 6. Non è troppo buona. Perché fa da 6. Cioè, potrebbe fare da di più. Però fa da 6. Ragazzi, iscrivetevi comunque se volete il continuo. Dolci cavallini. Iscrivetevi se volete il continuo. Perché appunto non sono troppo famosa. Dolci cavallini.
dolci cavallini, aspettate però. Ecco. 2020 soldini. No, cosa mi combini? Il telefono mi sta combinando tantissime cose. Sembra proprio che mi vorrebbe spegnersi, però non può. Ragazzi, domani farò, come ho detto, video con Gacha Killer Ubu. Dovete lasciare almeno 5 like, 2, va bene lo stesso 2, ma l'importante è che potremo avere finalmente Gacha Killer Ubu nel nostro canale per la prima volta. Ragazzi, io spero di arrivare a 5.000, che è l'ultima cosa che farò. Però ragazzi, per non fare durare il video troppo, vi faccio vedere subito quando arrivo a 15.000, 5.000 soldi. Allora ragazzi, io voglio il pet. Sì, voglio il pet. Questo, dai, sì, no, vale 6. Comunque ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate tanti like e mettete delle note per l'altro video e iscrivetevi, perché stiamo diventando una famiglia grandissima di dolci gattini. E per oggi dolci cavallini, come hashtag di oggi dolci cavallini. E iscrivetevi al canale e lasciate tanti like e commentate se in qualche video dovrei farlo, oppure con un'altra youtuber. Ciao.